Eccellenze è nato con questa amministrazione, prendendo spunto anche da altre iniziative simili che si svolgono in altri comuni, per dare un giusto riconoscimento a cittadini meritevoli e anche perché questi cittadini nei vari ambiti possano essere di buon esempio per le nuove generazioni. Non a caso, proprio per questo motivo, abbiniamo la consegna del premio con successivamente, cioè finita questa, i premi di un concorso che riguarda l'arte nelle scuole medie. A Matteo Tavian è arrivata perché abbiamo saputo, dopo che avevamo già selezionato i nomi, però non si poteva non premiare un concittadino così meritevole, e così abbiamo aggiunto la sesta onorificenza. Sì, il 1° ottobre 2018 siamo stati oggetti di un attacco in Somalia, eravamo presso la sede del Ministero della Difesa, stavamo rientrando e dopo qualche chilometro di strada un'autobomba si è fatta esplodere e siamo stati coinvolti in questa grossa esplosione. Io viaggiavo sul primo mezzo, diciamo che l'esplosione ha coinvolto principalmente il secondo mezzo e nel secondo mezzo appunto viaggiava il comandante del plotone. Io ero il vice in quel momento e quindi sono intervenuto e ho gestito, diciamo, l'evento, ho attuato tutte le procedure previste e nel minor tempo possibile siamo riusciti a rientrare in base con tutti i mezzi e tutto il personale. C'è stata la consegna della croce di bronzo presso Tor di Quinto, dove lì mi è stata consegnata appunto dal Ministro della Difesa e dai 2 capi di Stato Maggiore. Poi il pomeriggio ci siamo spostati nella sede del Quirinale dove il Presidente ci ha accolto e è stata una forte emozione, senz'altro. Nel mio lavoro, che è un servizio, è importante servire bene il Paese e garantire tutto quello che è necessario per le istituzioni. Quindi mi sento di dire ai giovani di credere in questi forti valori e di impegnarsi, diciamo, socialmente in tutto questo. Questa lunga esperienza che sta iniziando a diventare lunga vista l'età che avanza. È un percorso bello, fatto di sacrifici, di sconfitte, di vittorie che lasciano il segno e ti cambiano come persona, ti fanno migliorare e niente, quello che devono fare i bimbi attraverso un percorso magari calcistico così è prendere il buono e il cattivo che gli verrà proposto e trasformarlo in esperienza per crescere e migliorare. Di fare tutto con il massimo entusiasmo, accettando fatiche e sacrifici che comporta l'intraprendere una passione, uno sport e perseverare.